Le invenzioni robotiche da tutto il mondo, protagoniste per 3 giorni alla Fiera di Roma, Maker Faire. Stiamo mostrando come è possibile conferire al robot le stesse abilità di un pizzaiolo nell'atto dell'infornare la pizza nel forno. Quello che abbiamo sviluppato a Siena sono questi dispositivi indossabili che servono a ricreare sensazioni tattili, cioè l'idea, l'illusione di toccare oggetti virtuali che in realtà non esistono. L'Italia è un'eccellenza nel settore della robotica e ha davvero poco da invidiare a Giappone o a Stati Uniti. Nelle invenzioni tecnologiche il Made in Italy non è secondo a nessuno e c'è tanta Italia al Maker Faire di Roma, la fiera europea della robotica e delle nuove idee per cambiare il mondo del futuro, ideata dalla Camera di Commercio. Oltre 750 innovazioni da oltre 40 nazioni diverse. Nel nostro paese ci sono ricercatori e studiosi tra i migliori a livello internazionale che hanno mostrato a migliaia di studenti i loro prototipi. Braccia meccaniche comandabili con un dito e che trasportano pesi enormi, protesi bioniche che eseguono alla perfezione il movimento della mano e robot tuttofare di ogni tipo. Accompagnare i clienti a tavolo piuttosto che nel campo sanitario, immaginiamo all'interno di un ospedale, devo andare in un determinato reparto e il robot ti prende per mano e ti accompagna direttamente al reparto. Agricoltura digitale, food design e smart kitchen. Il cibo quest'anno è protagonista indiscusso al Maker Faire con delle novità che guardano al futuro dell'alimentazione. Noi riproduciamo questa vibrazione con la musica all'interno di questo container, favorisce la crescita delle piante perché mette uno stato armonico. Ma il Maker Faire è anche dimostrare come preparare con questo robot il cocktail perfetto, come si suonano dei mandarini, stampare una scultura di formaggio su un toast e assistere a un concerto di robot.